Gentile pubblico, buongiorno. Pensa che questa clip non l'ho girata alla fine e io adesso te la metterò all'inizio. Pensate alla magia del video editing. In ogni caso siamo nell'area camper gratuita di Cormons, ok? Puoi vedere che è un'area camper posta in cima a questa collina parecchio ripida, comunque raggiungibile in ogni caso, vai tranquillo con qualsiasi mezzo. È dotata di elettricità, ci sono però due colonnine, attenzione, su 3-4 posti di camper. Ecco, bisogna che mi segno di comprare sdoppiatore, così era tre robe a comprare. E c'è carico e scarico, un sacco di rubinetti, un tavolo per fare picnic, però brutta notizia per te, insomma questa è una zona da passeggiate molto lunghe e non ti anticipo altro. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. Gentile pubblico, spero apprezzerà che io non avevo assolutamente voglia di fare video, cioè non tanto montarli dopo, proprio girarli. Però vedi, per te, gentile pubblico e gentile Italia, ci siamo prestati, prodigati a fare clip a sti posti fantastici. Stiamo vedendo una trattoria, come si chiama? Frasca? Una frasca in Slovenia, conduzione familiare, dove andiamo a mangiare pape. Una delle cose tipiche che ho potuto notare, guarda quell'insegna, vedi, dei bar o delle osterie, tutte uguali, guarda qua un'altra, vedi? Sta specie di piccando, taccaco a cadenea, vedi? Così, uguale. Tipo questo cos'è? Di bed and breakfast piuttosto di locande, però vedi tanti, sono case vere e proprie che ti affitta a stanza e ti fa da mangiare. E niente, ste robe, e ne piace, vero Francesco e Marilena che ne piace? No, dicevamo prima, telecamere spente, mi su contrario, tipo beva i mojiti Jesu piuttosto che mangiare a pizza Jesu dintorni, però sono molto favorevole ad andare tipo in tie trattorie o in tie locande tipiche, soprattutto in tie parti qua del Friuli oppure in Slovenia. Ti dici, cazzo, sono da mangiare tipico in Slovenia? Aspetta, perché il momento è nostalgico. Io ogni volta che passavo i confini facevo il 3-2-1, cioè per me comunque non un'emozione, però una roba carina, dire 3-2-1 e siamo entrati nel posto. Eccoci, eccolo qua, Slovenia 3, 2, 1 e tac, benvenuto in Slovenia. Non so neanche come che si dice benvenuto in Slovenia, non so dire un cazzo mio sloveno, già che dopo faremo 2-3 robe. Che bello, cioè siamo proprio vista colline in una casa slovena, vero Ray? Beh, anche qua se puoi mettere eventualmente, quanto manca? No, vabbè, che parcheggiamo dentro in casa, in tia cucina è la signora, pur che è stretta però, ora non da mezz'ora, porca miseria, a parte che passare col trattore, ma è così, è gente abituata, giustamente, siamo noi che siamo un po' viziatelli, no? Con certe abitudini, con certe strade. Ma vedi quelle cose in Albania, Slovenia, Serbia, che te rampichi come una berebetola e là noi si fa mia pensieri. Bellissimo il posto, bellissimo. Aspetta, simpaticissimi veramente. Allora, siccome mi è venuto in mente, ma hanno il bancomat, ok? È venuto fuori che non ha il bancomat, quindi abbiamo detto quanti contanti avevamo dietro, no? Hai capito? E allora ci ha studiato il menù, tutto bene, eccetera, eccetera. Comunque ci ha offerto degli antipasti di salumi della casa. Questa sarebbe una porzione piccola di gnocchi, che in realtà è una porzione normale, grande da noi. Costo 4 euro, prezzi molto onesti, veramente. Gnocchi fatti in casa si sciolgono in bocca, voto 10. Anche il ragù è fatto in casa. Vero più lavorano in Serbia, Bosnia. E questo com'è il nome, hai detto? Aivar. Però tipico di Bosnia. Beh, tutte queste robe tipiche. Con griglia, cevapi, quelle cose proprio va questo. È la sua, okay. Eccellente. Grazie. Quelle patate intrecciate, grazie mille. Ha di poco abbondanti. No, non siamo riusciti a finire. Volevamo far bella figura perché il tipo qua ci ha detto se no, quello che non riuscite ve lo portate a casa. Noi abbiamo detto no, noi ce la facciamo, noi mangiamo tutti, noi siamo uomini duri. Invece siamo i cani. Voto 10 a questa esperienza.
Parlavamo noi dietro le quinte a telecamere spente che uno dei segreti, uno dei milioni di segreti della vita è sì non sprecare, per carità del Dio, ma attenzione, spendi Dio caro che la vita è una, goditela porca troia. Eccellente! No, è gentilissimo il tipo, proprio veramente una persona splendida. Anche lui ha detto sì, sono riconoscente a mio figlio che ha messo la posizione su Google Maps che mi arriva gente, però preferisco avere un po' meno e godermi la vita meglio, vedi? Anche quello ha capito tutto, no? Un po' come funzionano le cose. Comunque, a parte tutto, cosa vuoi dire? Niente, non mi ricordo un cazzo che sono embriago. Ah, che peccato. Mangia massa. No, vuoi dire una roba carina? No, abbiamo mangiato bene, abbiamo... Salute. Sì, La ma no, cornice sì, spettacolare. era tutto spettacolare, tutto buono. Adesso ci portano il liquore alla ciliegia offerta da casa, ma era un'altra roba importante che dovevo dire, ma non mi ricordo. Buongiorno Italia, questa volta niente un cazzo. Che peccato. No, forse quello che volevo dire è che è una cosa un po' informatica, vedi? Noi questo signore, questa bellissima realtà, come l'abbiamo conosciuta? Tramite Google Maps, che è uno dei servizi che fa Singano, no? Con la Yuri Web Design. E così facendo, se tu hai un'attività, non so, che sei un meccanico, una macelleria o che cavolo, insomma, hai capito? Se ti metti su Google Maps e la gente, soprattutto i giovani che non hanno conoscenza, tipo da andare da un sarto o da andare da un fisioterapista, non conoscono nessuno e cercano su Google e Google ti orienta su Google Maps in base alla localizzazione, ossia dove sei, e tacca i clienti a manetta. Infatti dite al fioretto, da che cominciamo a toffiole, dica grazie, no? Perché è anche bello come gesto, no? Magari un'occasione in più per risentire suo figlio, eccetera, eccetera, no? Ah, che bello, ho i miei souvenir. Oh, così. Oh, fantastico, grazie mille. Bellissimo, questo è un mio ricordo della mia infanzia, che anche noi avevamo diversa zuccheri Adesso così. vi porto qui ancora quel liquore di ciliegia. Grazie mille. Bellissima sta roba, da anni che non la rivivo, perché da noi senza senso questa cosa è illegale. Questo zucchero? tipo. No, è zucchero ma illegale questo qua in Italia, sto dose zucchero. Ah, per quello che non ci sono. non Bravo, abbiamo più. bravo. Una cosa ovviamente senza senso, e qua mi censuro la bestemmia, ok? Però, cioè non è che lo tocchi con le dita, hai capito? Non ha senso, sì. è pratico, è veloce, eppure Ecco, in Italia. mettiamo qui, ecco, Super! dove prendete. Liquore di ciliegia molto buono. Wow, Dicevamo che in Italia, che abbiamo il governo stupido, Sì. questo qua è illegale. Perché? Appunto, perché? Deve essere in... Perché? Hai ragione, perché? No. Perché è illegale? Da noi, no. Hai capito? In Italia è così Sì, purtroppo. sì, ma questo è un po' più come contadini, diciamo così. Ma è Sì, giusto, migliore. va no, bene ma così, migliore, ma va figura. bene. Dopo anche pulisci, ogni tanto pulisci. Ma sì, così, ma in Italia è pieno di robe No, ma stupide. io guardo ogni giorno il telegiornale italiano, no? Sì. Lo so come che vanno le cose. Porca miseria, te la ridi te? Spegni il Anche il gas è telegiornale andato italiano. su tanto in Italia. Chi? quelle cose. Cosa? Gas, no? Gas? Ah, il GPL. E perché qua avete... beh sì, il gas da noi, da anche... noi è andato, ma non come in Italia. Quanto costa il litro il GPL qua? Ma come il gas? Gas. No, Noi forse- abbiamo quelli... Ah, ok, no, lui parla delle bombole. Ah, no, ok, ok. Adesso quelli che hanno, che non lo so, quanto- però quanto- non è andato così tanto come l'Italia, no? In Italia è andato di opposto, è proprio... Ma ne approfittano! Lo Ne so. Ma una approfittano! bombola quanto costa qua una bombola? Una bombola, io prendo, mi portano da Nova Gorica, due bombole, due, sì, mi viene un... Più o meno. Meno di 40 euro. Va bene, Due bombole, bombole. 20 bombole. euro Sì, l'una. due. Ma da 15, quelle grandi? Sì, così. Ah, così quelle da sono. 10, sì, ok. però durano tanto tempo. no? Sì, sì, Sono sì. belle sì. piene. Sì, sì, ma è andato qualche euro su, però non è andato tanto. Ok, no? bene. Che la dai. gente trova la scusa della guerra in Russia, in Ucraina. Ma la gente non sa che il gas che arriva dalla Russia è un 7%. Sì, sì, Quindi hai sì, capito? sì, sì, sì. E approfittano. No, approfittano. C'è la sì, guerra, via su 3 euro al litro. No, però se viene così sarà una miseria, diciamo. No? Diciamo, quelli che hanno soldi va bene, però sono tanti. Sì, sì. come l'America. Come America. Ricchi e Sì, poveri sì, poveri, sì. come No, l'America. No, così, proprio così. no? Noi stiamo seguendo l'America e non Sì. capiamo. Una volta io abitavo in Scozia. Sì, sì. C'era lusso, bella vita, Sì, sì, bello sì. stipendio, ristoranti, Sì, sì. tutto bello, pieno di negozi, bar. In America c'era la prima crisi, perché?
perché è nata la crisi? I centri commerciali, Sì. le grandi marche, i centri commerciali. In Scozia sono arrivati i centri commerciali, Adesso chiuso tutto. Ecco, parli di Scozia, adesso è andato mio figlio, Sì. la sua ragazza e ancora una coppia, sono andati 9 giorni a Scozia. Bellissimo in Sono Scozia. andati venerdì da Treviso, dove all'aeroporto Treviso, di Treviso. sì, costa meno a Treviso. 9 giorni. Mio figlio ogni anno va da qualche parte di Europa. Bene, bene. 5 anni Va fa bene. sono andati 3 amici proprio in Ucraina, a Kiev, Chernobyl, così. No? Fa bene. Adesso in Scozia non è più bello come una volta, nel senso che Sì. c'è un po' di crisi. Sì. Mentre una volta c'era tanto. Io che lavoravo, io faccio il cameriere in Scozia. Sì. Io 6 giorni su 7 ristorante fuori, ma era normale. Sì, Costava sì. poco Sì, e sì, c'era sì. tanti soldi di Tanti, stipendio, le sì, mance, sì. tutti i giorni Tutti i ristorante, giorni. bar, no. spendi, compra, hai capito? Sì. I negozi, c'era il negozio che vendeva i pennelli, il negozio della cosa da cucire, Tanti quelle cose sono state, no? tutto centri commerciali, morti tutti, hai capito? I negozi piccoli sono morti. Va bene, Sì. per- Allora, so che lei il liquore alla ciliegia fanno in casa, Sì. veramente molto molto buono. Marilena dice che andaria avanti tutta la giornata, beva, però immaginare dopo come che viene fuori. Io mi identifico questa roba. 5 stelle. 5 stelle. Oh ragazzo, gentile pubblico, perché una volta dice ragazzo adesso non mi sente, pubblico! ma sì mi sente più Mike buongiorno adesso, sono diventato importante, sono diventato VIP, Dio caro. Vabbè, allora vabbè, la qualità non ne parliamo, siamo rimasti tutti più che soddisfatti. Ovviamente abbiamo avanzato perché hanno mangiato i cani, ma non ditelo in giro, ok? 61 euro diviso 3 fa 20 euro a testa, una mega magnara qui contro coglioni, qualità alta con 20 euro, poco pide un McDonald's. Porca puttana. Ah, non è che viene svuotata la bottiglia, viene ancora, Dio. Guarda qua, palti clienti, viene ancora. Allora, direi che abbiamo svuotato tutto, possiamo andare a riempire di gasolio. Ah, che bella esperienza ragazzi, ma soprattutto questa bella esperienza è contornata, a parte alla preziosa ricchezza insomma dei miei amici. Adesso se devo parlare se devo buttare un fè però a caso perché sono imbriaco spolpe, ma a parte quello anche da vedi questo bel cielo con le nuvolette, che io sono tanto appassionato del cielo con le nuvolette, perché venendo dalla pianura padana, no, da noi il cielo non è celeste con le nuvole, è tipo senza nuvole completamente, tutto grigio con rafa, tu capito? Ma da stare anche attento perché a volte mi pare quasi di far propaganda all'alcol, però mia adesso Italia. No, ieri devo fare video, io ero qua con i miei amici e devo riprendere un attimo sta roba così easy e mangiando, ovvio che te bevi 2-3 bicchieri di bianco, 2-3 graspe, è normale. Una volta ogni tanto. Oggi ragazzi abbiamo affrontato un discorso un po' turistico ed economico, no? Adesso perché anche se sono imbriaco ma proprio comunque buttate in fiaso. Praticamente cosa è successo? Siamo andati a mangiare in questo posto bellissimo, abbiamo mangiato benissimo, abbondantissimo, abbiamo avanzato, nonostante avessimo fame abbiamo avanzato. Alla fine abbiamo pagato 20 euro e 20 centesimi a testa, 20 euro a testa, cazzo, una mangiata del genere, 20 euro. E lì mi è venuto in mente tutte quelle offerte tipo pirati in viaggio eccetera, quei pacchetti aereo con ostello, albergo eccetera eccetera, tutto incluso 20-30 euro, che io e Alessia non abbiamo più fatto, non ne abbiamo più usufruito perché c'è stata sta cagata del Covid, no? Però vedi, cioè tipo io una volta l'ho portata con lei quando non eravamo fidanzati con gli amici eccetera, siamo andati a Barcellona tipo 70 euro 3 giorni, con aereo, tutto incluso, albergo proprio di lusso, quelli belli in centro davanti alla Sagrada Famiglia eccetera eccetera. Cazzo, 70 euro 3 giorni, cioè cos'è? 25 euro al giorno, capisci, con l'aereo e tutto. E quindi ho detto ai ragazzi, benissimo il camper, ma ogni tanto approfittare, c'è questi pacchetti, andare via in aereo, no? Quindi spendi molti meno soldi di quanto ne spenderesti di gasolio in camper e cazzo ti vedi un po' di mondo, porca puttana. Aspetta, adesso Francesco, vedi, sei un film deciso, complice un fianco, che aspetta eccetera, se buttare su a casa o a macchina qua, adesso vediamo cosa fare, qua dico, aspetta che ti faccio vedere il titolo, guarda che te lo ritrovi su Google Maps, vedi tu, c'è il Kmetski Tourism Kren, ah cazzo il Kren non sa mangiare, vabbè, che c'è un agriturismo e grill anche, cioè c'è così, pin qua, beh, un pelo più in qua, un pelo più in qua, perfetto, dritto, perfetto.
Solo gli specchietti devi guardare e basta. Vieni avanti. No, non tocca, vieni avanti, non tocca. Avanti, perfetto, super. Ario là. Guarda il culo del camper. Perfetto. Salve signori. Ma mi hai graffiato il furgone? Sì. Aspetta un momento. Vieni con me. No, io non Anche a me No, cazzo ma sempre. Dove Guarda. è targa qua? Là, guarda. Dio, Porco! paura, Treviso, scampa. Ah, da Padova, porco. Adesso vado a casa, ne far una sbigatà della moglie, una roba incredibile. Arrivederci. Saluti, salve. Il can là fuori, Io era più fuori del Manuel, Dio caro. Manuel sti qua te fa concorrenza, Dio caro. Anche perché, sì, esatto, è a parte tua e a parte del PD, Ascolta, che non è una dove bestemmia, c'è se una Padova. barra di Cava via, raga, vernisa al camper, piano, Dio caro. Guarda. Oh. No, gentile pubblico, vogliamo mostrarti un po' di entroterra slovena, entrogerminanca, macchina slovena tipica, guarda che bello. Un camper Adria, un Fiat Skei, sì, perché qui con i fari davanti così è da Skei. Targa Slovenia, fermo. Sì, ma lui è anche targa sloveno, quindi è un camper proprio tipico. E qua è una pizzeria neanche tipica, perché la pizza è nostra. Sì, che cazzo, sì, niente di tipica. Come ogni altro si dice, te in Veneto lei cevapci tipici, una merda, è roba slovena. E quindi anche altri sloveni, ste buoni, ste in vostro, la pizza è nostra, quindi sì, è poco a fare pizzeria. E basta, è un fiatile panorama, esatto. Adesso tu ti chiederai, ma perché non state tornando indietro? Perché con te sì, Slovenia, gentile pubblico, ma sì, per forza, Dio caro, da fare il pieno. Cioè da noi adesso è 1,860, in Slovenia è 1,560 o 1,540, no, 1,560. E quindi da 1,5 a 1,8 te capirà che insomma butti via su un pieno. Dai. Nel contempo c'è qualche piccolo conflitto culturale, quanto ad esempio abbiamo visto una coltivazione di ciliegie e i furlani qua hanno detto le sarese, no, da noi altri le sarese, destra, e sarese, no, è farese, cioè farese, è volgare qua la Z, è farese, cioè no, ma senti veramente il suono della parola, ma è volgare, cioè proprio sembra quasi dispregiativo, hai capito? Ma no, mentre il sarese è un po' più simpatico, un po' più alla mano, un po' più umano, Dio caro, sarese, no? Nota interna, il camper de Cesco, oltre ad essere pileggero del Pullman, è tipo 140 o 150 cavalli. 148 cavalli. 148, porca troia, tu capito? Quindi scorre senza difficoltà nel traffico sloveno collinare in genere. Tradotto, il Pertega via come un siton. Nota architettonica, secondo me, ovviamente stiamo parlando di deduzione, quel casolare, vedi che ha quella torre, secondo me in quella torre ci sono le scale a chiocciola o comunque l'ascensore o le scale per salire nei piani. Le puntine del mondo è un canale che deduce. Sì, però Cesco, che resta frammietti, si parla tanto di Valdobbiadene, cioè guarda quanti cazzo di campi di viti abbiamo visto. Ma qua il collio friulano e il collio sloveno qua è molto tipico, è che Valdobbiadene hanno fatto molta più pubblicità per il prosecco. Perché nell'immaginario collettivo la vigna è Valdobbiadene, è il trevigiano, no? Esatto. E invece, Però guarda te, queste sono un po' come le vigne francesi, molto molto basse, come altezza intendo, cioè come altezza proprio del tronco della pianta. Io ma io vendo mar e dice perché non andare a stare là a tirarmi i bracci. questo cazzo è OMV, non so La seconda qualche parte. Oh, gentile pubblico, ragionavo così fra me e me, no? Un po' sovrappensiero. Vedi a volte, cioè tipo vai a Barcis, ti paghi 20 euro di area camper, qualcosa per parcheggiare, ok?
e sti 20 euro ti puoi andare a fare una mangiata in ristorante. Quindi è il camper, butto in cui sopra un fosso, tira che una speassata sto merda del camper, e che va a spendere da altre parti, non in queste merde di aree camper che qua veramente che vendi pezzi veramente vergognosi qui al nord. Io ogni anno in Puglia mi pago 15-17 euro, ma in 3 persone in campeggio, con docce, corrente, animazione, navette e tutto quanto, porca de che a troia. No, 1,668 è aumentato. E cos'è 1,560? A verde? E fa il piede verde, Dio caro. Cioè brucia i pistoni, ma in mango te sparagni. Ovviamente le coda sono tutti gli italiani, guarda le targhe, guarda adesso, no, perché sembra che io sono sempre polemico, in realtà sono intelligente e basta. Guarda la Clio, Italia, Suzuki, Italia, Golf, Italia, e l'Aigo, Italia, Mitsubishi, Italia e l'Audi, Magnasky, Italia, cioè tutti gli italiani, ma giustamente i miei stupidi, Dio caro. Io se vengo a fare il piano in Slovenia e altri in Semeni a pagare 2 euro al litro. Non posso mangiare una cara a me in pace, cioè, oh, guarda che altri cani, siete rivi? 80. Quanto è Marilena? 5 euro? Per mandito a Francesco. Sì, 5 euro e 8 bovetti sbattuti. Ah. Tutto questo per noi è bellissimo, tutte ste colline, le vallate, le vigne, no? Però prova a immaginare, viva qua, dopo 2 o 3 mesi, non ti rompi le palle? No? Su sicura Marilena, prova a concentrarti. Concentrate. Non so. Probabilmente ha anche ragione la Marilena. Probabilmente dovremmo dare più peso alla soggettività delle cose, delle interpretazioni sinistra. In quanto io personalmente non vado via di testa. Cioè o a piedi in bicicletta in una settimana, visito tutto, fa vedere, la destra è buona. Vadi. Flesivo e Sarese. Guarda che le fatte. Che strani sti alberi del Sarese, però guarda come gli è fatti. Non come i nostri. Sì, no, ma come che gli è fatti, non nel senso come che gli è maturi, come che gli è fatti, nel senso come che gli è cresciuti. Guarda, perché esatto, magari non tutti sanno che l'Adria è una fabbrica di camper slovena, quindi sto quasi come dire, non so, a Fiat appunto in Italia, cioè a Torino. Un camper autoctono. Sì, autoctono, e guarda che panorama, va, guarda, sei modi. Italia, fuochi artificio, singano, welcome back, no, una merda, niente, proprio che tristezza. No, perché noi altri si scherza, ma abbiamo notato che tra le cose tipiche, perlomeno nell'entroterra sloveno, vi è quella sorta di monumento caratterizzato, composto da una sorta di cubo che compone una sorta di seggiolina per 2 persone con una sorta di tavolino, e nel top, nella testata sopra, vi è il nome della località. Questa sorta di monumento, però sta sorta di cosa tipica, del cartellino tipico identificativo, molto simpatico, per carità, anche proprio da un punto di vista fotografico, no, commemorativo, è scappato un po' come la moda quella volta dei lucchetti dall'Ungheria che è arrivata in Italia, è scappato nell'entroterra furlano. Però attenzione ragazzi, gentile pubblico, che Singano si ricorda, questa cosa è nata in Slovenia, non è italiana. Neanche un vezzo pastrada, cioè io ho voglia, dopo tutto il vino e graspete, di salutare un vezzo tipico di queste parti, noi nessuno in giro per strada. Che tristezza. Però sta qua, forse sta qua, no, ma è Massazzoni. Sono andata ieri a Vicetta. Sì, ma aspetta, sto testando la memoria di Francesco, adesso ho tolto l'audio al navigatore, vediamo se si ricorda. Cioè è utile ogni tanto fare anche la recensione dei tuoi amici, hai capito? Cioè gli provi la memoria, le capacità di storage, tutte quelle cose là, ma sì, e sono poi soprattutto. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Saluto anche i tu da Portogruaro che abbiamo trovato qua. Ciao, alla prossima.